Grande soddisfazione, quarta vittoria in questo campionato e soprattutto insomma una bella gara da parte tua. Sì, ci voleva per forza perché siamo in difficoltà dopo la prima partita di campionato che è stata persa così, quindi c'è da recuperare assolutamente. Non possiamo fare altro che fare così. Dobbiamo arrivare in testa alla classifica come Mogliano è sempre arrivato e bisogna avere delle prestazioni come le abbiamo avute oggi. Cinici, fare meta, provare sempre, osare sempre. Ecco, oggi durante il primo tempo, insomma, tranne un po' magari l'inizio, qualche minuto iniziale, poi praticamente li avete sempre messo sotto pressione. Sì, abbiamo trovato un pochino di fiducia nei primi minuti, avevamo delle cose da fare, delle direttive degli allenatori, primi minuti metterli sotto fisicamente e poi potevamo cominciare a giocare e divertirci. Così abbiamo fatto e così è andata bene la partita. Ecco, per te questo inizio di stagione come sta andando? Bene, io sto lavorando al 100%, qua c'è uno staff che ti segue tantissimo, è la prima volta ed trovo così tanta soddisfazione in una partita e basta, ci vogliono delle prestazioni del genere, giusto, così, voglio continuare tutto l'anno. Ecco, il clima è davvero ottimo in spogliatoio anche. Tantissimo, il gruppo c'è, soprattutto con i giovani. E basta, anche i vecchi si fanno sentire, ma è un bellissimo ambiente qua. Adesso bisogna già mettere da parte la vittoria, si deve già pensare, anche se oggi insomma c'è qualcuno che preparerà carne, griglia e tutto. Sì, la prossima partita, adesso è finita questa, la prossima è Rovigo e si pensa solo a questo, questa settimana è tutta per preparare la prossima partita. È una partita difficile ma è una partita come le altre, come questa qui c'è da vincere punto, recuperare punti, basta, solo questo. Allora partiamo dal fatto che il direttore sportivo ha appena fatto i complimenti allo staff tecnico per come gestisce la rosa, insomma. Oggi c'è stato qualche cambio, avete dato la possibilità anche a qualche giovane tipo Zanon di mettersi in luce e le cose sono andate molto bene. Sì, abbiamo deciso che queste due partite, l'Aquila e Lazio in casa, avremmo dato minutaggio ai ragazzi anche per non trovarci nella situazione in cui ci siamo trovati l'anno scorso, di arrivare a marzo che eravamo un pochino cotti. Quindi i ragazzi sono entrati in campo, i ragazzi giovani hanno fatto un buon lavoro, ovviamente c'è una mancanza un pochino di meccanismo, però sai, rimediano con la voglia di giocare, quindi sì, hanno fatto un buon lavoro. Ecco, oggi si è visto molto gioco alla mano, forse all'Aquila non ho presente, ma forse è stata la prima partita vera e propria in cui si è sfruttato questo gioco come vorreste voi, no? Sì, abbiamo cominciato l'anno lavorando molto sulla solidità, quindi sulla prima fase, sulla touche, sul gioco al piede e oggi quando abbiamo preso il largo abbastanza rapidamente abbiamo deciso di giocare per provare il nostro sistema e le nostre strutture. Ci abbiamo provato anche un pochino all'Aquila con qualche errore di troppo, forse diciamo che la cosa il problema più grosso che abbiamo in questo momento è che continuiamo a fare parecchi errori durante la partita. Penso che se i ragazzi lavorano su questo aspetto qui, quindi lavorare sulla loro esigenza, sul livello loro in campo, è molto più semplice giocare. Oggi abbiamo visto un buon Donno in spolvero. Sì, Andrea ha delle gambe spaventose, deve prendere fiducia nei suoi mezzi e giocare. Il gioco di Mogliano è un gioco che è fatto per un giocatore così, quindi oggi si è visto, sono molto contento per lui e poi sai, quando hai giocatori che si divertono è tutto più semplice. Ecco, quest'anno sulla linea dei tre quarti di giocatori che vanno in velocità non vi mancano? No, abbiamo buone gambe, dobbiamo sfruttare queste qualità, dobbiamo fare arrivare i palloni a loro, devono tenerli, ne perdiamo qualcuno di troppo, ma sicuramente se le cose continuano ad andare bene abbiamo giocatori che hanno una marcia in più. Insomma, una partita che è andata molto bene anche perché già al termine del primo tempo avevate ottenuto quello che volevate sostanzialmente. Sì, molto è andata bene, forse il fatto di aver fatto il bonus il primo tempo, conoscendo i ragazzi, non so se era un vantaggio o uno svantaggio, perché generalmente abbiamo... È sempre come all'Aquila un po' un leggero calo di attenzione. Esattamente, abbiamo spesso questo problema qui e per fortuna non c'è stato, abbiamo fatto molti cambi, il livello insomma, forse un pochino si è abbassato, ma non è successo sicuramente quello che è successo all'Aquila. Ecco, dall'Aquila è entrato anche Coroi, come ti sembra?
sta crescendo molto, oggi è un ragazzo aggressivo, ha fatto qualche bel placcaggio, porta bene il pallone, sai, c'è ancora un po' la barriera della lingua perché è poco che è da noi, però si sta gradualmente inserendo nel nostro sistema. Quest'anno rispetto agli anni scorsi abbiamo insomma, tanti giocatori davanti, quindi penso che sia anche uno stimolo per loro, ognuno deve dare il massimo per poter giocare, quindi la competizione per me è positiva, soprattutto lì in prima linea. Adesso possiamo dire che arriva una partita verità per dimostrare effettivamente quanto vale il Mogliano? Per capire quanto vale il Mogliano bisogna arrivare secondo me a Natale, sicuramente sarà una partita dura, una partita in cui troveremo una squadra molto ben preparata, con un buon allenatore, dei buoni giocatori, molto solida, e sarà una bella prova del 9 sicuramente. Meglio di così dal punto di vista dei risultati non poteva essere questo inizio di campionato. Sì, sicuramente abbiamo fatto un inizio di campionato molto buono e abbiamo fatto queste vittorie consecutive che ci hanno portato ad avere una consapevolezza di quello che sappiamo fare molto importante. Peccato per la penalizzazione che ci penalizza, però penso che in questo momento i ragazzi abbiano interiorizzato bene quello che è la difficoltà e stiano dando il giusto apporto allo spirito e vedano questa penalizzazione come un qualcosa di incentivo in più, un incentivo maggiore per fare bene, ecco. Ecco, e adesso tocca questa bella partita, no? Col Rovigo. Sì. Ecco, che idea ti sei fatto del Rovigo sino ad ora e che partita pensi che potrebbe essere? Il Rovigo è sempre una squadra molto forte che ogni anno costruisce una squadra competitiva, per cui lo conosciamo bene. Sono anni che stanno lì davanti, per cui arriviamo a sabato prossimo comunque con la consapevolezza che affrontiamo una squadra molto importante, ma insomma arriviamo con questo filotto di partite vinte che ci darà sicuramente un apporto importante. Quest'anno poi avete una rosa che vi permette anche di fare il cosiddetto turnover, alcuni giocatori sono rimasti in riposo oggi, insomma anche dalla panchina ogni volta che entrano i giocatori sembra che quasi non ci sia diversità, insomma, tra quelli in campo. Questa è la nota anche positiva, insomma, dal punto di vista tecnico che si vede fino ad ora del Mogliano. Sì, sicuramente lo staff sta gestendo molto bene questa rosa e sta cercando di dare continuità a tutti i giocatori, ma i giocatori comunque sono consapevoli che siamo tanti e quindi ogni partita chi entra dalla panchina o chi è stato fuori la partita precedente sa che deve dare il meglio per la partita che verrà. Per cui complimenti allo staff, complimenti ai giocatori, siamo tutti contenti. Ecco. Sei? Marco Zanon, allora la soddisfazione insomma anche personale quest'oggi? Sì, è stata una bella partita, la mia seconda, mi sembra che sto andando bene, mi sono integrato bene nel gruppo e dobbiamo continuare così, semplicemente. È facile integrarsi in questo gruppo, mi dicevano anche i tuoi compagni. È molto un bel gruppo, molto solido, abbiamo avuto un inizio di campionato un po' duro, abbiamo avuto questa squalifica insomma e continuiamo così. È un gruppo molto solido e ne lavoreremo molto durante l'anno. Oggi avete vinto grazie a un bel gioco al largo, insomma, no? Sì, è la prima vera partita che abbiamo mosso la palla fuori, abbiamo giocato molto bene fuori, di solito giochiamo molto di drive e mischia, però oggi abbiamo mosso la palla, il tempo era ottimo e ci siamo divertiti, è così, ogni partita dobbiamo farla così. E infatti questo diciamo è il classico gioco che vorrebbero vedere i tecnici del Mogliano. Esatto, questo è. Abbiamo gambe fuori e dobbiamo sfruttare tutte le occasioni che abbiamo, fare più punti possibili. A parte il discorso di San Donà, comunque 4 vittorie su 4 partite, insomma non è un brutto ruolino di marcia, no? Sì, ripeto, è stato molto dura, però abbiamo iniziato col piede giusto adesso e continueremo così. E adesso incominciano ad arrivare, no, le avversarie, diciamo quelle che dal pronostico dovrebbero essere le più ostiche, a cominciare da Rovigo.
Sì, sulla carta sì, ma anche queste squadre sono molto di cuore. Tante volte guarda, il mio labbro è distrutto, però sì, adesso subito dopo il terzo tempo e penseremo già alla prossima giornata che abbiamo a Rovigo qua in casa sempre. Avevate tanta voglia di portare a casa questi 5 punti che praticamente ci avete messo 40 minuti per prendere anche già subito il bonus delle 4 mete. Esatto, basta. E te allora così insomma la tua carriera sta procedendo bene, insomma stai trovando spazio qui a Mogliano? Ti dico, sono il più giovane del gruppo, forse anche di tutto il campionato italiano, però sono molto felice, ho i miei compagni, mi danno una grande mano, sono contento di questo e lavorerò con loro, faremo un ottimo campionato. Ecco. Quanti anni hai? Ne ho appena compiuti 18 a inizio ottobre. Auguri in ritardo. Grazie.